io nella mia parte di giornalista intervengo più avanti. Credo che per parlare se esiste ancora il giornalismo in questo paese e anche nel mondo occidentale, perché non è che il mondo occidentale sia tanto diverso dal nostro paese, vale la pena far esordire Giulietto Chiesa. Giulietto Chiesa io l'ho visto a Porto Alegre proprio con Ignazio Ramonet, infatti il tentativo mio era quello di ripetere quell'esperienza di Porto Alegre, però il fatto che Ignazio ha dovuto volare a Parigi fa a noi cominciare tutto questo con l'intervento di Giulietto, che lì a Porto Alegre ha fatto un quadro della nostra professione che a dir drammatico è poco, e mentre Chierici tira il fiato dopo la lunga coda, a te Giulietto. Grazie. Io non so da dove cominciare, diciamo così, perché in effetti questo è un tema centrale. Vorrei cominciare da questo. Io sono convinto, più passa il tempo più mi convinco, che la questione dell'informazione e della comunicazione è diventata la questione centrale della nostra società, o meglio, di tutte le società moderne. Cosa intendo dire? Magari poi viene fuori da questa discussione, ma prima di dire dove sta il giornalismo vorrei che ci mettessimo d'accordo su che cosa significa questo discorso, perché noi siamo in una situazione in cui praticamente milioni, miliardi di persone ricevono una quantità apparentemente enorme di informazione che non significa niente. L'agenda del giorno in cui io e voi siamo immersi dalla mattina alla sera è un'agenda totalmente bugiarda. Milioni di persone ricevono solo delle bugie, non delle informazioni, e le bugie sono fatte in tanti modi, si possono dimostrare tutte, poi magari stasera ne parliamo. Le bugie sono tante. C'è un modo di dare una notizia forzandone il significato, cioè drogandola. C'è un modo di dare la notizia riducendone il significato, cioè modificandola, cioè facendola diventare un'altra cosa che non è la notizia. C'è un modo di non dare nessuna notizia, che è la cosa più importante di tutti, se ci pensate bene, perché se la mattina un gruppo di direttori di giornali e di telegiornali decidono che gli italiani non devono sapere una cosa, gli italiani non sapranno quella cosa e non avranno nulla di cui discutere, né al bar né in casa, perché loro hanno deciso che noi non dobbiamo saperlo. Ed è questa la manipolazione più importante, ed è questo il modo con cui ci prendono per i fondelli questi signori, che sono dei monarchi. Sto parlando dei direttori dei più grandi giornali italiani e di tutti i telegiornali delle nostre televisioni, pubbliche e private. Tutti, l'uno dietro l'altro, sono dei mentitori professionali. Ecco dove sta il giornalismo italiano oggi, se vogliamo dirla così come sta. Poi naturalmente ciascuno di loro fa quello che può, ciascuno di loro fa i suoi compromessi possibili, io li capisco umanamente. Se la sera prima andate a cena con il proprietario del giornale e il proprietario del giornale vi fa capire che di certe cose è bene non parlare, come fate poi il giorno dopo a scrivere l'articolo, a far scrivere l'articolo ai vostri giornalisti? Bisogna essere a modo, voi capite. C'è un grande direttore, non lo nominerò per carità di patria, di uno dei grandi giornali italiani, che in una conferenza che io ascoltai a Mosca qualche tempo fa, di fronte alla domanda maliziosa di un giornalista russo che gli disse: ma come vi comportate voi? Quali sono i vostri criteri della deontologia professionale? E questo grande direttore, attualmente in funzione, rispose: ci sono due criteri, il rispetto della verità e la lealtà verso l'editore. E il giornalista russo gli disse: scusi un istante, signor
Pinco Pallini. Ma se per caso la realtà collide con la verità della notizia, che facciamo? E la risposta non venne, perché non viene. La realtà spessissimo collide con la verità. Questo naturalmente qualcuno dirà è sempre stato così. È vero, è sempre stato così, l'informazione in realtà non è mai stata libera, ma quando mai? Ma quando mai? L'informazione è sempre stata così da un certo punto di vista, però, ecco questo, senza farla troppo lunga, voglio dire che cosa penso. Quello che accade adesso ha una qualità completamente diversa da prima. Le bugie sono sempre state dette, dall'antica storia dei tempi andati fino a oggi. Ma il problema è che noi siamo in un'altra società, noi stiamo passando, noi, quando dico noi dico io e voi, dico tutti quelli che sono qui, sto parlando di adesso, di domani e di dopodomani. Noi siamo, cari amici, dentro una mutazione antropologica e non ce ne siamo ancora accorti. Come ha scritto Giovanni Sartori molto acutamente, noi stiamo passando dall'homo legens, l'uomo che legge, all'homo videns, l'uomo che vede. E guardate che se ci pensate un minuto, chiunque è in grado di capirla, l'uomo che legge è un altro uomo o un'altra donna rispetto all'uomo che vede. Perché, quando voi state leggendo una cosa, un libro, un articolo, una qualunque cosa che leggete e non avete capito, voi rileggete. E se non avete capito, rileggete una terza volta, fino a che avete capito. Io parlo, voi mi capite, perché la mia sintassi è uguale alla vostra, noi siamo pari. Ma non so se vi è capitato mai di incontrare un analfabeta, forse sì, perché in questo paese gli analfabeti di ritorno cominciano a essere 6 o 7 milioni, quindi forse l'avete incontrato. Ma se voi incontrate un analfabeta e gli parlate, lui vi risponde, capisce, parla e capisce. Ma c'è una differenza fondamentale tra voi e lui, è che voi sapete leggere e scrivere e lui non sa né leggere né scrivere, perché è un analfabeta. Bene. E che cosa sta accadendo? Sta accadendo che tutti noi e tutti voi siete tutti analfabeti, ma non del linguaggio scritto, voi siete analfabeti del linguaggio televisivo. Il linguaggio televisivo è una cosa che bisogna saper leggere. Maurizio è un giornalista della stampa scritta, ma qui avete un televisivo che sa perfettamente cosa sto dicendo. Non è facile, non è automatico capire quello che sto dicendo, ma è fondamentale. L'homo videns è un'altra cosa. Quando voi vi sedete davanti alla televisione, per esempio la sera, soprattutto quando si tratta di una trasmissione di intrattenimento, il vostro livello di attenzione è molto basso, voi guardate, credete di stare divertendovi, di passare il tempo. E con voi i vostri bambini, che hanno appena visto una sfilza di spot pubblicitari che non ha precedenti nella storia del nostro paese e neanche di tutta l'Europa, anche loro pensano di divertirsi guardando uno spot pubblicitario. Voi vi divertite, loro si divertono e nel frattempo chi ha costruito la trasmissione di intrattenimento e lo spot pubblicitario vi ha imbottito e li ha imbottiti di informazioni, di idee, di valori, di scelte, di amori, di odi, che non hanno nulla a che vedere con quello che voi state guardando. La manipolazione televisiva è totale e chi ha in mano il controllo di questo messaggio diventa così potente da poter diventare capo del governo, come Berlusconi. Naturalmente, no, e questo ha a che fare con il discorso che annunciavo all'inizio, non è solo dell'informazione che io voglio parlare della comunicazione. E la comunicazione è molto più importante dell'informazione. Pensateci bene, quant'è l'informazione nelle televisioni italiane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quant'è l'informazione? Guardate sul palinsesto, ogni mattina magari i programmi televisivi, scoprite, fate il conto, l'informazione è tutto compreso, 6-7%. Il 6-7% di quello che 40 milioni di italiani vedono è più o meno informazione, che fa schifo, ma è sempre più o meno informazione. E il resto? Vi siete mai chiesti che cos'è il resto? Il 94% di tutto ciò che milioni di persone, e voi, ma io penso ai milioni di persone che sono
meno intellettuali di voi, perché voi qui siete tutti degli intellettuali, se no non sareste qui seduti, penso a tutti gli altri milioni che non sono qui e che questo discorso non lo sentiranno mai, non l'hanno mai sentito dall'inizio della loro vita e forse non lo sentiranno mai in tutta la loro vita. Questa gente ogni giorno si piglia il 96% dell'informazione e della comunicazione, che non è informazione, che è intrattenimento, che è pubblicità. E le idee non passano nell'informazione, le idee vere non passano nei telegiornali, le idee vere passano nell'intrattenimento, nel Grande Fratello, negli spot pubblicitari, è lì che si formano le idee dei bambini, dei vostri figli. Ecco, allora il problema è come far diventare questa società di nuovo una società in cui gli individui sono alfabetizzati, cioè sanno leggere, sono in grado di capire che cosa succede, hanno accesso all'informazione, possono scegliere, perché io non riesco a immaginare, francamente, una società democratica, quella in cui milioni di persone non sanno nulla di ciò che sta accadendo nel mondo, non sono in grado di leggere quello che vedono tutto il giorno, non sono in grado di decidere cosa significa andare a votare una volta ogni 5 anni se uno non sa che cosa è accaduto in quei 5 anni, se uno non sa qual è la differenza tra i programmi. Ecco perché, ho finito, mi scuso, ma vi ho buttato, lo so, sono consapevole, vi ho rovesciato sulla testa un sacco di cose che probabilmente per voi sono nuove e non è facile digerirle. No, sono contento, se non sono nuove sono molto contento, ma allora se non sono nuove, vi dico, cari amici e compagni, se non sono nuove, se le considerate giuste, badate che questo è il terreno della battaglia politica del futuro, perché qui bisogna organizzarsi, perché se questo è vero allora noi dobbiamo organizzarci per riprendere il controllo sulla comunicazione e dobbiamo dirlo a tutti, ai partiti che non hanno capito niente, neanche quelli di sinistra, lo dobbiamo dire ai sindacati, lo dobbiamo dire, cari compagni, quando voi fate una piattaforma sindacale dovete impararla questa lezione, la piattaforma sindacale non può essere buona o cattiva, la piattaforma sindacale è buona se viene trasmessa, se non viene trasmessa da qualcuno non esiste. E quindi quando organizzate uno sciopero, una manifestazione, voi dovete andare prima di tutto sotto la televisione o dentro la televisione e dovete esigere che venga trasmessa. E dovete andare alle redazioni dei giornali e dovete esigere che diano notizia. E se non la danno, fargli la battaglia, in tutte le forme che saranno possibili e legali. Allora, se avete capito, vi sto dicendo che bisogna cambiare il modo di fare politica e che bisogna avviare un'altra fase in cui le forme della politica tradizionale non avranno più significato se non saranno accompagnate da una lotta per il controllo democratico della informazione. Grazie. Non vi dovete sorprendere se Giulietto ci mette così tanta passione. Tutti noi, ahimè, che stiamo in questo tavolo, meno il figliol prodigo Jaime Avilés, abbiamo passato un'età e abbiamo tanti anni di giornalismo fatto credendo nell'etica del giornalismo e quindi c'è un po' di disillusione dentro di noi. Tutti noi abbiamo fatto una carriera importante, quelli che siamo in questa tavola, però è come se avessimo percepito che sì, la nostra carriera è stata bella, però i sogni che abbiamo coltivato di un giornalismo che veramente informasse con onestà la gente non l'abbiamo conseguito. Alla mia sinistra, nel fondo di questa tavola, c'è Maurizio Chierici, è stato inviato in posti nevralgici del mondo, è stato inviato di guerra, ha raccontato come nessuno per più di 25 anni l'America Latina sul Corriere della Sera, ha raccontato il Medio Oriente, ha anche rischiato di perdere la pelle in Medio Oriente per fare il giornalista per bene e a un certo momento della sua vita ha detto: ma che ci sto a fare ancora io nel Corriere della Sera? È cosa che non fa nessuno. Ha detto: me ne vado perché ci sono dei principi per noi che valgono molto più degli onori che potresti avere.
Maurizio, la tua esperienza di giornalista ti porta a dire che? Ma mi porta a dire che di solito si rivolge a una platea dicendo cari amici, cari lettori o cari compagni se è l'assemblea di sinistra, ma realisticamente io vi direi cari clienti, perché siamo tutti clienti. Siamo clienti alla stazione. Quando il treno è in ritardo c'è l'annuncio che dice si avvisa la clientela che il treno arriverà con 10 minuti di ritardo. Nessuno più è viaggiatore. Se uno va alla posta può comprare, se deve comprare un francobollo, un prodotto postale. Tutto ormai è commercializzato. E figuratevi se le notizie non lo sono. Sono tutte commercializzate, secondo quanto ha detto Giulietto, con uno schema che è uno spot. Pensate, tutti i giornali, dalla destra alla sinistra, cosa hanno scritto della liberazione di Gaza. Gaza sembra un paradiso, quasi quasi mi viene voglia di andare in vacanza. Ma io vorrei dirvi, si sono dimenticati di dire piccolissime cose, che a Gaza nessuno può uscire, che il mare di Gaza non può essere, se non per pochi metri, si può pescare come nei giardini pubblici di qualche città della pianura padana, ma non si può andare al largo per trasporti, per merci. Nessuno di Gaza può andare all'aeroporto, può prendere un aereo in Israele, quindi deve fare 500 km e andare al Cairo. Nessuna nave può attraccare davanti a Gaza per rifornire i palestinesi, niente. A Port Said, altri 400 km di deserto. Fuori da Gaza ci sono i guardiani. Le trasmissioni da Gaza sono proibite, le televisioni non ci sono più. Però contemporaneamente Israele, avendo concesso Gaza ai palestinesi, si libera di ogni attenzione, sul nutrire, sull'assistere, secondo gli obblighi delle Nazioni Unite. Chi occupa un paese che non è il proprio ha dei doveri che le Nazioni Unite tutelano, ma in questo modo questi doveri sono stati saltati, non tocca più a Israele, il quale io ho visto andando via, quando ho visto queste cose dolorose della gente che usciva da Gaza e sentivo le lacrime dei giornalisti che raccontavano questi, io ho condiviso queste lacrime, perché le valigie, i modi e i pacchi erano gli stessi che avevo visto nel 67, nel novembre, sul ponte di Allenby quando i palestinesi scappavano, gli stessi. E questa doppia emigrazione, con lo stesso dolore e lo stesso strappo, spero faccia capire a chi è stato mandato via dal posto che non era suo cosa vuol dire lasciare la propria terra. Ma nessuno, credo, l'avrà capito. Tutti stanno adesso lottando se è giusto o no aver lasciato Gaza, si sta facendo le elezioni in Israele. E noi continuiamo a dire Sharon è una persona che ha avuto il coraggio di farlo. Leggete tutti i giornali, tutti, dall'estrema sinistra con cautela all'estrema destra con trionfo. Ecco, questo è il tipo di informazione che noi diamo. Ora io mi sono ricopiato una cosa che riguarda tutti noi, ma riguarda soprattutto la grande delusione, credo sia così anche per Giulietto, del giornalismo americano. Venendo dall'Italia democristiana, tutta ben intrecciata, con la RAI, diceva Biagi quando ha diretto il suo primo telegiornale, l'ha tenuto 8 mesi, poi l'ha mandato via, era il 1960, guardando i redattori diceva se ognuno di voi avesse il nome dell'onorevole sulla maglia sembrerebbe essere il Giro d'Italia. Ed è ancora così, non è cambiato nulla. Ecco, io uscendo da quest'Italia, almeno la mia generazione, e andando a lavorare in Medio Oriente, in America Latina e poi anche in Oriente, ho imparato dal giornalismo anglosassone tutto. La precisione, la non partecipazione, lo so che è duro non partecipare anche se col cuore partecipi, ma la non partecipazione ai dolori, ma basta raccontare i dolori, senza aggettivi. Bene, quello che ha fatto la stampa americana sulla guerra in Iraq è la cosa più sconsolante che abbiamo mai visto, la cosa più sconsolante. Hanno nascosto notizie, hanno dimenticato, e qui mi sono copiato la cosa, hanno dimenticato una cosa fondamentale. Il giudice Robert Jackson, il 12 agosto 1945, aprendo il primo processo di Norimberga, ha fatto un discorso che potremmo fare a oggi. Dice: dobbiamo spiegare bene ai tedeschi che il torto per il quale i loro deposti leader sono processati non è per avere perso la guerra, ma di averla iniziata preventivamente.
Non dobbiamo permetterci di essere trascinati in un processo sulle cause della guerra, perché la nostra posizione è che nessun rancore e nessuna politica giustifichi il ricorso ad una guerra e all'aggressione, da condannare come ipotesi del fare politica per sempre. Ditemi voi, con quale animo i giornalisti americani hanno dimenticato questa cosa quando la Casa Bianca ha aggredito l'Iraq? Per cui adesso potrebbe succedere anche una cosa paradossale nel processo, ma nessuno la racconta questa. Vabbè, noi faremo delle rubriche, sorrideremo su queste cose, ma vi assicuro che non basta ridere, è molto più grave la cosa. Il caos che c'è a Baghdad, oggi 600 morti, dovuti a tante cose, ma insomma il nodo è sempre il caos che ogni guerra provoca. Quando si comincia una guerra non si sa mai quali sono i risultati della guerra. Non importa la vittoria o la sconfitta, ma il dolore della gente è così profondo, è così sconvolgente che si trascina da una generazione all'altra. Ecco, oggi se noi dovessimo applicare quello che è stato detto per Norimberga, potrebbe succedere che il primo processo a Saddam Hussein per aver invaso il Kuwait, e quindi un processo legittimo, una guerra preventiva, e quindi va condannato, potrebbe essere impugnato dall'imputato chiedendo paritariamente che anche Bush sia processato per aver invaso l'Iraq. A questo non applicando, come dicono loro, le regole terroristiche, l'estrema sinistra, insomma quelle cantilene che sentite dire da quel serafico personaggio che si chiama Bondi. No, non è quello. Il problema è che ci dimentichiamo troppo in fretta di tutto. E, come ha detto Giulietto, la televisione fa la sua parte, ma anche i giornali fanno la loro parte, non solo nelle notizie. Ho visto oggi il lancio, in questi giorni, lo vedete anche voi, il lancio, si aprono le scuole, dei libri che i giornali regalano. E una mia nipote mi ha chiesto, dice, vorrei comprare alla ricerca del tempo perduto di Proust. E ho detto, ma guarda la biblioteca di tuo padre, ha tutti i volumi. Cioè, cancellato la voglia di leggere da questa ossessione dell'immagine, la riscoperta nel giornale di cui ci si fida di un regalo fa sì che si ricomprino altre cose che non si leggeranno mai. Poi io trovo la cosa più divertente, sinceramente divertente, quello che offre il giornale. Il giornale che dietro a un grande editore come Berlusconi e una grande casa editrice come la Mondadori, la Einaudi, eccetera, offre la storia del Medioevo. E ai ragazzi che adesso fanno le superiori oppure sono all'università, i ragazzi che voteranno, gli si offre un libro sui segreti e le organizzazioni dei Templari. Ma perché non fare un libro sui segreti e l'organizzazione della P2, per esempio? Potrebbero anche scegliere per chi votare. Cioè, si può raccontare la vita e invitare i ragazzi ad essere fiduciosi o comunque avere i mezzi per manovrare la realtà o interpretarla, spiegando loro cosa hanno fatto i crociati, cosa hanno fatto i templari. Ecco, questa è la distorsione e questo è il silenzio che continua della non informazione. Adesso concludo con due casi, io sono molto pratico, due casi. Il primo, si tratta di due giornalisti che spero che Reporters Sans Frontières, che è una società di giornalisti che tutela i giornalisti e denuncia le oppressioni con la stampa, è una società, mi pare, lievemente inquinata da alcuni sospetti su chi finanzia questa società. Però a parte questo, mettiamo che sia una società per bene, io ho denunciato questa cosa. 30 anni fa un giornalista che si chiama Lucio Flavio Pinto ha annunciato che l'Amazzonia stava per bruciare, che speculazioni enormi stavano mangiando la foresta e quindi mangiando la nostra aria, che non è quotata in borsa l'aria come l'oro, l'argento, i diamanti, l'uranio, il petrolio, e quindi si poteva mangiare. Oppure adesso, purtroppo, io sono di Parma, il re come si chiama? Della soia, il re della soia del Brasile è uno nato a Parma, il quale mangia ogni giorno 200-300 km di foresta per piantare soia, quindi mi vergogno un po'. Però a parte la vergogna, questo giornalista ha avuto contro l'establishment amazzonico. Non era un giornalista, era un professore all'università che collaborava ai giornali. Ha perso il posto. Ha continuato a scrivere un giornale che si chiama Giornale Personale. Hanno cominciato a spararli e ha mandato la moglie e le 3 figlie a San Paolo. Ma lui è rimasto in Amazzonia e fa questo giornale.
Quando stavano per ucciderlo, mi spiace che non sia Ramonet, perché lui collaborava alle Monde Diplomatique e quindi ha mandato una lettera a tutti, a me, ma anche e soprattutto alle Monde Diplomatique, al Time, eccetera, dicendo: se mi uccidono è il governatore perché ha questi interessi. Da quel momento non li sparano più, ma lo querelano, e nessun avvocato per ogni articolo che fa nel suo giornale, e nessun avvocato del Brasile lo difende. Il Brasile è un paese strano, dove esistono leggi, sono tanti stati, le leggi statali prevalgono ancora in alcuni casi sulle leggi federali. E esistono cose molto speciali, per cui dove in Amazzonia per esempio non esiste dove si fanno i rogiti, no, i notai, come si chiama? Gli archivi di Stato. E quindi fa testo il giuramento di un notaio, quale dice: sì, effettivamente questo signore non è proprietario di Piacenza, è proprietario di un terreno che va da Piacenza a Gorizia, e quindi viene accettato. Ora lui ha reagito, ha dimostrato che non era vero, e allora si sono inventate delle carte strane, molto divertenti se non fossero tragiche. Si chiama grilladin, cioè mettono delle carte chiuse in un cassetto assieme a 2 grilli, i quali i grilli le sporcono, le mangiano e poi le tirano fuori con un'aria molto antica. In base a questa cosa è stato condannato per la 20ª volta e adesso andrà in galera, non ha più avvocati, non ha più soldi, non ha più nessuno. E spero che tutti noi, la Federazione della Stampa e tutti, la CGIL di Lombardia ha mandato 10.000 messaggi ai suoi iscritti, speriamo che qualcuno si muova. Vabbè, ma voi dite l'Amazzonia è lontana. Allora c'è una storia molto divertente, siamo sempre su questo tipo di divertimento macabro. Un certo signor Benanti, un giornalista pubblicista abbastanza giovane, che faceva inchieste sulla mafia a Ragusa, Sicilia, e poi ha un sito online dove manda servizi, eccetera, soprattutto pacifisti, c'è Sigonella lì, così, e collaborava all'ANSA con un accordo fisso, è stato sospeso dall'ANSA senza giustificazione. Il suo sito online è stato chiuso da un giudice locale che diceva: sì, in effetti disturba, troppe querele, provoca caos e confusione, la Sicilia ha bisogno di tranquillità. Allora, disperato, si è rimboccato le maniche e fa lo scaricatore a Sigonella, quindi fa il facchino. Ma di lì è stato licenziato perché in tribunale il proprietario della ditta Algese, che è quella che gestisce gli scarichi e i carichi Sigonella per l'esercito americano, dice: beh, lui, Benanti, è stato licenziato perché non gradito al comando americano. Guardi, signor giudice, gli articoli che ha scritto, chiedo vengono messi agli atti. E il giudice, senza battere ciglio, ha detto siano messi agli atti, e quindi verrà condannato. Ora, dall'Amazzonia alla Sicilia la storia è la stessa. Poi ci sono le storie quotidiane. Io vivo in una città grande come Piacenza, dove tutta l'informazione è in mano a 5 imprenditori, tutta. Le 2 televisioni, i giornali, tutto. Anzi, un giornale adesso, una televisione, Teleducato, è completamente in mano alla massoneria. Le riunioni si fanno nella loggia Giuseppe Garibaldi e chi non è iscritto non diventa redattore. Tutte queste cose sono state scritte, denunciate, ma tutti sorridono dicendo: ah sì, voi giornalisti. Ecco, noi giornalisti dobbiamo fare anche questo. Alla platea chiedo se qualcuno di voi sa chi è Ison Jordan. Alzi la mano chi sa chi è Ison Jordan. Sapevo purtroppo che la risposta sarebbe stata questa. Allora, prima di far parlare Jaime, provocatoriamente, voglio farvi capire che cosa significa non informare la gente. Ho visto oggi un bellissimo pezzo della moglie di Nicola Calipari, un bellissimo articolo, e quindi mi piace partire da questa storia. Ison Jordan è stato per 23 anni il capo dell'informazione della CNN, non il Corriere di Peretola o
il giornale che il nostro amico dell'Amazzonia faceva per conto suo. No, è stato il capo dell'informazione della più importante televisione di notizie che esiste al mondo. Quindi era quello che mandava gli inviati nei luoghi di guerra e dove si svolgevano i fatti clamorosi. Eaton Jordan, durante una riunione ristretta del summit di Davos, aveva pronunciato questa frase. Voi sapete che Davos è il summit ormai noi diciamo che si contrappone a Portalegre, perché Portalegre è diventato più importante, anche se per i nostri giornali i titoli sono per Davos e non per Portalegre. A Portalegre ci sono 100.000 delegati da tutto il mondo, 5.000 giornalisti. A Davos i giornalisti si contano nelle centinaia, gli inviati da tutto il mondo nessuno, perché decidono solo i rappresentanti o parlano solo i rappresentanti delle nazioni che pesano nel mondo, quindi il resto dell'umanità non conta. Bene, Eaton Jordan è stato invitato a un panel, come si dice usando una parola latinoamericana, no? Spagnola, a un seminario, diciamo, di rappresentanti dell'informazione per parlare dei problemi, di quelle che sono le situazioni contraddittorie e via dicendo. Non c'era il pubblico, riunione ristretta, le riunioni possono essere a Davos con pubblico o senza pubblico. E Eaton Jordan ha detto questo a un certo momento nella riunione: le truppe in Iraq non vanno tanto per il sottile, sono a conoscenza dei casi di 12 giornalisti uccisi deliberatamente dai soldati americani proprio in quanto reporter. Una notizia così, in un'informazione seria e onesta, diventa un caso mondiale in prima pagina dei giornali, se mi hanno insegnato bene il giornalismo quando ero giovane. Subito, quando si sparge la voce di questa frase, quelli che noi chiamiamo i giornalisti embedded sono quelli che seguono l'armata, cioè che vanno al seguito dell'armata nei posti dove agisce la truppa d'occupazione. In divisa, In divisa, come i soldati, e riferiscono da dentro l'armata ovviamente quello che il colonnello addetto all'ufficio stampa dell'armata gli dà. Quindi 2 foglietti, 2 paginette su quello che loro decidono bisogna dare ai giornalisti quel giorno, un filmatino di 3 minuti con le immagini che loro hanno scelto e 2 o 3 fotografie che sono quelle che loro hanno deciso devono essere pubblicate nei giornali l'indomani. Che informazione è questa? È l'informazione di chi sta facendo la guerra, cioè è ridicola. Cioè, che giornalismo è? Sei un povero schiavo che sta seguendo da dentro uno che alla sera ti dirà quello che devi scrivere sul tuo giornale, dandoti 2 cartelle, 2 fotografie e un filmatino se fai parte della televisione. Questa situazione inaccettabile è stata invece accettata da moltissimi organi di informazione, anche italiani. Voi l'avete visto. Io quando vedo quei servizi dico Seguendo la flotta, che era un film musicale che negli anni 46, 47, 48 noi abbiamo visto quando arrivava il musical americano. Subito i giornalisti embedded hanno tentato di attaccare Eaton Jordan, ma Eaton Jordan aveva una carriera tale che nessuno di loro aveva, era quello che aveva fatto grande la CNN e devo dire ha avuto l'orgoglio di dire, era nel contesto di un discorso più ampio, dice è molto brutale prendere solo questa frase che io dico, ma ha avuto il coraggio di non ritrattare questa frase. Bene, in pochi giorni è diventato un caso nazionale, sempre trattato, come posso dire, sotto traccia sui giornali e dai mezzi di informazione,
finché lui ha capito che avrebbe nuociuto e avrebbe procurato seri fastidi e guai alla creatura che aveva fatto grande, la CNN, e allora si è dimesso. Si è dimesso e la CNN ha fatto il più, come posso dire, lo ha ricordato con un documento dove dice mai più avremo un direttore, un capo dell'informazione grande come lui, lo ringraziava, lo hanno riempito di miliardi di liquidazione, ma Eason Jordan non è più il capo dell'informazione della CNN. Ora, una notizia come questa, se non la vedo in prima pagina del Corriere della Sera, mi domando che giornalismo fa il Corriere della Sera e che giornalismo fa Repubblica. Perché questa notizia è di pochi giorni prima del caso Sgrena, della liberazione della Sgrena e dell'uccisione per il famoso fuoco amico di Calipari. E allora tutto questo acquista un'importanza pazzesca. Lui parla che questo è già successo voglio aggiungere che un caporedattore della Reuters, David Schlesinger, la Reuters è una delle più prestigiose agenzie di informazione del mondo, fa parte di quel pacchetto di 5-6 agenzie che controlla il 95% dell'informazione mondiale, per cui tutti i giornali del mondo hanno quell'informazione, quello che diceva prima, quando si parla di giornalismo libero, quello che diceva prima Giulietto Chiesa. Schlesinger, siccome di questi 12 citati da Eason Jordan, 4 addirittura erano della Reuters, che si avvale di cronisti locali, non li manda dagli Stati Uniti o da altre parti del mondo, utilizza il meglio dei giornalisti locali, anche perché parlano la lingua, sanno andare nei posti meglio, e quindi guarda caso la Reuters, che usa questa strategia, ha avuto più morti delle altre agenzie e degli altri giornali. Schlesinger dice: abbiamo avuto 3 reporter uccisi, tutti e 3 non erano embedded e non erano cittadini dei paesi della coalizione. Un prestigioso anchorman della BBC, Nick Gowing, come ha segnalato Jeremy Schill di Democracy Now!, ha rivelato che per ora un gran numero di piccole agenzie di informazione o troupe televisive non stanno trattando pubblicamente l'argomento per paura di ritorsioni sul campo e per diplomazia. Il fatto è che molti militari, specie quelli nordamericani, non ci vogliono in zona di guerra e ci rendono la vita difficile. Molti addirittura si stanno convincendo di essere legittimati a usarci come bersaglio, contando sull'impunità. Questo è di una gravità senza limiti, cioè sputtana, perdonate l'espressione, tutto quello che ci hanno raccontato gli americani e anche gli italiani, no? La nostra diplomazia, su quello che è successo a Giuliana Sgrena e a Nicola Calipari. Perché tutto questo è insabbiato? Ripeto, è successo al capo dell'informazione della più grande televisione di notizie del mondo, la CNN. Io a questo punto, ovviamente, in un libro che ho fatto sull'America Latina, che si chiama Il continente desaparecido e ricomparso, nel prologo, reputando che ormai viviamo ovviamente in un mondo che è assolutamente globalizzato, ho citato questa storia con tutti i particolari, e ho sentito anche qualche collega della mia gioventù nordamericano, e lui mi ha detto con tristezza: sì, il nostro giornalismo purtroppo, come posso dire, ha deciso di tirare le zampe fuori da questa situazione. Non siamo stati capaci di chiedere a Bush ragione di quello che faceva, lo dovevamo capire dai tempi dell'Afghanistan. Io parlo di colleghi che lavorano in televisioni nordamericane, quando ci hanno proibito di filmare le masse di persone che scappavano dall'Afghanistan verso il Pakistan, donne, bambini, vecchi, apocalittico, e ci hanno detto di fare in modo di vedere pochi cadaveri, pochi uccisi, non so, fare vedere i paesaggi, non so cosa potevano fare. Abbiamo avuto un colpo di orgoglio solamente da un anno a questa parte,
quando evidentemente abbiamo capito che non potevamo continuare così, anche perché Bush era stato eletto e poteva ripetere questo tipo di modo di far politica anche in altre parti del mondo. Questo ve lo dico perché vedere tristi, malinconiti, colleghi che avevano un orgoglio tremendo e devo dire ci guardavano anche sempre con un po' di commiserazione, come se noi eravamo i giornalisti che non avevano il loro coraggio di cacciare la notizia e in teoria di essere laici verso il potere, mi ha fatto capire che la situazione non è semplice. Io vi ho dato questo flash perché era giusto che capiste che cosa significa nascondere le notizie, ignorare le notizie. Dopo che avrà parlato Jaime e nuovamente i miei colleghi Giulietto e Maurizio, io forse vi farò altri 2 esempi clamorosi di notizie eluse. Credo che il mio contributo è meglio così, visto che avendo una rivista come Latin America ricevo da molte parti del mondo, specie dall'America Latina, testimonianze di scrittori prestigiosi, premi Nobel, che mi mandano articoli su realtà che noi non leggiamo mai nei nostri quotidiani e non sentiamo mai alla televisione. Jaime, tu sei stato uno dei cronisti di punta della jornada in molte parti nevralgiche del mondo, ma sei stato anche il cronista dell'insurrezione zapatista e della guerra che lo Stato messicano ha dichiarato alle popolazioni maya del Chiapas. Sei stato testimone di come il subcomandante Marcos ha scavalcato le menzogne della stampa messicana e, trasmettendo col suo computerino al mondo le notizie di quello che accadeva durante la guerra e anche dopo in Chiapas, ha rintuzzato, ha neutralizzato la possibilità dell'informazione interna legata al governo messicano di raccontare bugie, perché lui trasmetteva col computer e in Australia, in Nuova Zelanda, in Italia, lui arrivava prima di quanto arrivassero i giornali messicani, e quindi è stata la grande innovazione di un'insurrezione che viene dalle viscere della terra, ma ha potuto usufruire, per merito di questo sistema, del nuovo che in teoria la società moderna propone anche ai derelitti. Jaime. Grazie Gianni. Prima voglio dire che sono molto felice di essere accanto a quelli che sono considerati come le 3 più bravi giornalisti dell'Italia. È un vecchio amico, lui lo fa sempre, è una recita che fa sempre. E come sempre accanto al mio padre putativo, il grande Gianni Minac. Hai ragione in questo che dice, nel senso che il piccolo computer di Marcos ha riuscito a trasmettere la sua informazione a tutto il mondo, ma questo mi provoca 2 riflessioni. La prima è che Marcos non avrebbe fatto questo in primo posto perché alla Selva Lacandona non c'è l'internet, per esempio, e secondo me Marcos mai ha inviato un mail nella sua vita, e invece è il leader della rivolta cibernetica, internetistica, non so come dire. Per fare questa comunicazione attraverso il mondo, Marcos ha avuto bisogno di un medium, e questo medium c'è stato, per dirlo in un altro modo, un medio, il media dove lavoro io, che si chiama La Jornada. Questo è vero, e non è un'esagerazione, ma voglio dire che da quando los zapatistas si hanno rivelato il primo gennaio 94, quando nessuno sapeva chi erano, la Jornada ha pubblicato, stampato il primo comunicato, e da quel giorno fino adesso ha pubblicato tutto, sempre tutto, no? La seconda cosa c'è, che verso la Jornada
l'informazione è andato nel mondo. Ma questo che significa? Questo che significa? Soprattutto significa che Marcos ha trovato la forma di fare la comunicazione di una maniera diversa. E questo lo voglio collegare con quello che ha detto il compagno Giulietto qui, quando dice che dobbiamo cambiare il modo di fare politica. Io penso che per cambiare il modo di fare politica è indispensabile cambiare il modo di fare giornalismo. Senza una cosa l'altra sarà, mi pare, impossibile. Scusi, allora, per cambiare il modo di fare giornalismo bisogna capire, pensare o ripensare un po' a che serve il giornalismo. E secondo me un giornale deve essere tre cose: uno specchio della società e soprattutto uno specchio che permetta alla società guardarsi di dietro, no? Di quello che è più difficile sempre. Quando usciamo dal bagno, no? Sempre bisogno di guardarsi di dietro per sapere come siamo noi. Secondo, deve essere anche una finestra per vedere il mondo, e deve essere anche una mappa per sapere dove siamo, dove dobbiamo andare e da dove siamo venuti, no? Senza queste cose il giornalismo è inutile. Il giornalismo diventa quello che Giulietto ha spiegato benissimo, un modo di legittimare la dominazione attraverso la disinformazione. E secondo me la TV di oggi fa l'informazione come si fanno alle grandi carnevale, no? Buttandoci confetti agli occhi, tutto il tempo confetti, informazione tagliata così in pezzettini e fatta confetti per farci ciechi, e così non si capisce nulla, vero? No? Perché fare il giornalismo così è una forma di dominare il mondo, di controllare. Nel Messico noi abbiamo una specie di un grandissimo monopolio della TV che si chiama Televisa, che oggi è apertamente in un accordo con la destra per impedire la trasformazione politica del nostro paese. Ma non voglio parlare in questo momento del Messico, perché penso che è appena un pezzettino del mondo, e che delle cose più importanti che dobbiamo riflettere oggi è sapere dove va il mondo. E secondo me il giornalismo di oggi non dice che quello che sta accadendo all'Iraq si dice, no? E quello che può accadere prossimamente all'Iran è parte della guerra degli Stati Uniti contro la Cina. Quello è centralmente questo, no? Che in questa guerra l'Europa è compromessa con gli Stati Uniti perché forma parte della metà del mondo che vuole il petrolio dell'Oriente Medio, come si dice il Mezzo Oriente? Medio Oriente. Del Medio Oriente per questo secolo, per il secolo XXI, e che sarà sicuramente l'ultimo secolo che il mondo avrà petrolio e poi finisce. L'Iran ha petrolio per i prossimi 100 anni, l'Iran anche, ma da come il mondo era diviso, il petrolio dell'Atlantico Nord era il petrolio per l'America Latina e per l'Europa. Invece il petrolio del Medio Oriente era per l'Oriente, no? Per la Cina, per il Giappone, per le Indie, che soprattutto Cina e l'India si hanno sviluppati come le nuovi giganti dell'economia mondiale,
quello che minacciano l'egemonia americana e che sicuramente potranno sconfiggere agli Stati Uniti. Sconfiggere, mi scusi. Sono venuto di vedere una pittura magnifica qui alla galleria di una signora che si chiamava Irma Grammatica, guarda che bello. Ma quello devo imparare dell'italiano, la grammatica. Voglio finire con questo. Voglio finire rapidamente con questo. Con questa riflessione, il giornalismo, anche così come è oggi, ha riuscito a mobilitare a milioni di persone prima la guerra dell'Iraq, vero? All'inizio dell'anno 2003. Per prima volta nella storia dell'umanità, milioni di persone sono state andate per strada in tutto il mondo. C'erano le bellissime ragazze che si hanno fare ritrattare nude in Australia, ci stanno quello che hanno girato in tutte le città dell'Europa, qui in Italia il grande corteo a Roma di 3 milioni di persone, penso, non mi ricordo bene, a Milano, a Parigi, a Barcellona, a Berlino, a tutto il mondo, e nonostante gli Stati Uniti, Mr. Blair, il signore Berlusconi, per portarle a tutti quanti il caffè, il signor Aznar della Spagna, hanno deciso di fare quello che hanno fatto e noi abbiamo diventato assolutamente impotenti, no? davanti a quelle 4 cavaliere della morte. No? Adesso è quello che il periodismo e il giornalismo non ci fa riflettere, è un tema sul quale dobbiamo lavorare spesso, no? Perché per evitare la distruzione del mondo, che è una cosa così molto vicina, i popoli dobbiamo prendere i poteri, no? Cambiare il governo, e per cambiare il governo bisogna cambiare la politica, e per cambiare la politica bisogna cambiare il giornalismo. Grazie. Diceva bene Giulietto, la politica non si fa da Vespa, anche se si pensa da Vespa o si faceva da Santoro, la politica si fa nei varietà, nelle telenovelas, dove ti vendono un mondo, una società irreale che tu sogni, e voterai anche i partiti che ti promettono quella società che non esiste, ti martellano con quella no Martini no Party. Cioè il mondo, noi lo sappiamo, la quotidianità, la vita non è quello, è un'altra cosa. Però se tu controlli la televisione, tu controlli le scelte e gli impulsi della gente. Ed è questo che è il gravissimo problema. Nel 1994 io ho avuto la cattiva idea, non lo farò mai più, giuro, di accettare una candidatura per tutti gli 8 partiti della sinistra che mi hanno dato come collegio elettorale Palermo Capaci Ustica, mentre a Ferdinando Adornato davano il seggio sicuro in Umbria. Il centro-sinistra è stato sempre molto abile. Insomma, si fanno degli errori, non lo farò mai più, certo. Ho visto con i miei occhi quello che avevo letto sui giornali, quello che mi avevano contato i colleghi cronisti di mafia, cioè finalmente l'ho sperimentato, che è stata una grande esperienza, anche in qualche momento così di difficoltà, diciamo. E lì mi sono reso conto che io ero un marziano, perché io facevo il discorso della televisione dicendo: guardate che sta accadendo qualcosa di drammatico, se vi portano via la libertà dentro la televisione, se voi accettate di essere strumento, consumatore, se voi siete soltanto interessante se consumate quei prodotti che vi vogliono vendere, avete finito di essere cittadini. E qualcuno anche a sinistra mi diceva: ma sono discorsi vecchi, queste cose fanno vincere Berlusconi, lascia perdere questi discorsi.
Infatti ha vinto Berlusconi e domina assoluto, ha recuperato i 6.000 miliardi di debiti che aveva con le banche, è ritornato in politica, ha vinto e comanda l'economia italiana. Mi pare tutto clamorosamente, è stato un atto della sinistra di meraviglioso autolesionismo. Allora Giulietto, ti stavo domandando proprio questo, clamorosamente dov'è la realtà che ha cancellato il nostro mestiere? Le spiegazioni sono complicate, ma l'esempio ce l'ho, è un esempio bellissimo che mi coinvolge direttamente. Dunque, a voi vi risulta che il Presidente degli Stati Uniti, George Bush, è il Presidente degli Stati Uniti? Sì, anche a me. Anzi, già la prima volta che è stato eletto nel 2000 mi risultava. Per dire la verità, da giornalista mi sento un po' in colpa perché mi ero distratto un tantino. Avevo letto qua e là che c'erano forse stati dei brogli elettorali, però siccome i giornali italiani non ne avevano parlato molto, alla fin fine mi ero convinto che George Bush fosse il Presidente degli Stati Uniti, finché non ho letto il libro di Michael Moore. E ho letto il libro di Michael Moore e più lo leggevo più mi dicevo, ma accidenti, Michael Moore non è un giornalista, eppure mi sta dicendo delle cose molto importanti. Mi sta dicendo che le elezioni americane, le prime, sto parlando delle prime, quelle del 2000, mi sta dicendo che sono state falsificate. Allora, siccome avevo un po' di tempo libero, mi sono messo lì e sono andato a verificare tutte le fonti che sono contenute nel libro di Michael Moore. Siccome sono tutte fonti su internet, è facile verificare uno per uno tutte le note. Vi garantisco, perché mi sono intestardito, sono andato a vedere tutte le note, mi sono andato a leggere tutte le fonti su cui lui faceva riferimento e alla fine del libro sono arrivato alla conclusione che il Presidente degli Stati Uniti è un impostore che non ha assolutamente vinto le elezioni dell'anno 2000, che anzi le ha perdute, che la conta dei voti è stata interrotta mentre lui stava perdendo le elezioni, che c'è stata una decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, niente poco di meno che ha deciso che aveva vinto colui che aveva perduto. Ora, la prima considerazione che mi è venuta era: ma com'è possibile? Noi tutti i giorni leggiamo su tutti i giornali italiani più importanti, Repubblica, Corriere della Sera, La Stampa, alla quale io ogni tanto, sempre più raramente collaboro, noi leggiamo che l'America è il faro della democrazia e invece scopriamo che cosa? Abbiamo scoperto, io l'ho scoperto e ve lo posso dichiarare qui, senza nessuna esitazione, anche a costo di rischiare qualche denuncia, che il Presidente degli Stati Uniti è un impostore e ha organizzato un colpo di Stato negli Stati Uniti nell'anno 2000. Lui insieme a un gruppo di altri malfattori, o per meglio dire di gangster, che in questo momento sono al comando del più democratico paese del mondo. Allora, la domanda mi è stata fatta, allora io vi devo dire, ma scusate, io ho scoperto tutto questo nell'anno 2002, perché ero distratto. Ma tra il 2000 e il 2002 il direttore della Stampa, Marcello Sorgi, il direttore del Corriere della Sera, Paolo Mieli, il direttore di Repubblica, Ezio Mauro e così via scendendo per i rami, dove erano? Come mai non se ne sono accorti? Si erano distratti. Si erano distratti anche loro? Non una riga è uscita sulla stampa italiana, non una riga è uscita su questo. Ora noi ci siamo trovati di fronte quindi a un colpo di Stato nel paese più importante del mondo, che è il faro della democrazia mondiale, e la nostra stampa, ovviamente la nostra televisione, ha taciuto, completamente taciuto. In questi giorni negli Stati Uniti sono uscite le prove, i documenti, e sono finite in 8ª pagina sul Corriere della Sera, non in prima. La cosa divertente è che adesso stanno uscendo tonnellate di materiali che ci dicono che anche le elezioni dell'anno scorso sono state falsificate. Ora io non sono in grado di verificare tutto, sto lavorandoci, ma vi garantisco che ci lavorerò con la stessa tenacia con cui ho verificato la prima parte. E vi risulta che ci sia un solo articolo sui giornali italiani che parla di tutto questo? Ci sono almeno due stati
in queste ultime elezioni, dove le elezioni sono già state dimostrate falsificate. Silenzio totale. Allora, Gianni mi ha fatto la domanda, ce l'avete sotto gli occhi. Quello che sto dicendo io non si può dire in televisione, ma io sarei pronto ad andare a dire domani con le stesse identiche parole. Ma non ci posso andare in televisione perché, appunto, siccome hanno paura che le dica, non mi invitano più. È chiaro? Questa è la prima cosa. La seconda cosa, per non farla troppo lunga, volevo soltanto fare un esempio a proposito non dell'informazione, ma di quella che sembra informazione e non lo è. Voi tutte le sere, e adesso vi aspetterà una bella lezione nei prossimi mesi, perché ce l'avrete Bruno Vespa, l'insetto, per 4 sere alla settimana. Ce l'avrete per 4 sere, perché il contratto ne prevede 3, ma gliene pagheranno un'altra in addizionale, ce ne farà 4 e poi magari ne farà anche 5, l'insetto. Bene, allora io vorrei che voi lo diceste ai vostri amici, perché fa parte della battaglia politica che io sto cercando di organizzare con il mio sito, le mie piccole forze, Megachip, eccetera, eccetera. Ma vorrei ricordare questo. Io ho fatto una conferenza qualche mese fa a Taranto, ha a che fare con la pubblicità, e mentre raccontavo queste cose, cioè che la televisione è manipolazione, che la pubblicità è molto importante e che soprattutto i bambini sono molto indifesi, mentre stavo raccontando queste cose un signore dalla sala, era sabato, mi dice: ah, guardi, lei mi ha raccontato una cosa, mi ha colpito nel vivo della mia esperienza, posso raccontare? Dico, prego, si accomodi. E lui racconta che a mezzogiorno di quel giorno, che era sabato, aveva ricevuto a casa sua degli ospiti e lui gli aveva detto agli ospiti: posso offrirvi un aperitivo? E mentre lui diceva questa frase, il suo bambino ha gridato: ah sì, l'aperitivo biondo che fa impazzire il mondo. E dice, lui raccontava, questo signore: e io sono rimasto allibito perché mio figlio, vede signor Chiesa, mio figlio ha 2 anni, sta imparando adesso a parlare. Ora, c'è da ridere, ma fino a un certo punto. In realtà noi non ci rendiamo conto che il messaggio è potente e si fissa nella mente. E i bambini non hanno nessuna possibilità di difendersi da questo messaggio, non hanno i filtri, anche gli adulti per la verità. Anche gli adulti per la verità. E quindi può succedere che noi stiamo guardando, per esempio, l'intervista all'allenatore della nazionale Bruno Lippi e dietro di lui Marcello, e dietro di lui vediamo un pannello e su questo pannello c'è un sacco di scritte. E queste scritte sono spesso così piccole che noi neanche le vediamo, bisogna fare uno sforzo, bisogna strizzare gli occhi per vedere le scritte, le fanno piccole apposta, guardate, le fanno apposta, non si devono leggere, perché queste vi entrano direttamente nel cervello, attraverso gli occhi, senza che ve ne accorgete. E lo sapete quanto costa mettere una scritta di questo genere dietro un pannello? Costa dai 70 a 80 mila euro per pochi secondi. E guardate quante ce ne sono di scritti dietro quel pannello. La manipolazione avviene così. Noi crediamo di vedere e vediamo delle altre cose. Crediamo di stare ascoltando un'intervista e invece impariamo che dobbiamo comprare le Adidas o qualche altra cosa e così via discorrendo. Così come quando noi andiamo a guardare un talk show, per esempio quello dell'insetto, abbiamo l'idea di assistere a una discussione. È vero? Non è vero per niente? Vi do la prova. Anche questo lo verificate stasera o domani, quando vi capita, il primo dibattito dell'insetto. Voi guardatevi un talk show e contemporaneamente registratevelo al videoregistratore. E poi l'indomani mattina vedetevi, anzi ascoltatevi il talk show senza guardare le immagini. E che cosa scoprirete? Scoprirete che il risultato è completamente diverso. La sera avete visto una cosa, avete visto un concerto. Il giorno dopo avete ascoltato una cosa completamente diversa. Perché? Perché è un talk show, un concerto. C'è il direttore d'orchestra, c'è il primo violino. Il direttore d'orchestra chi è? È quello che conduce la trasmissione? Sì e no, il direttore d'orchestra vero sta dietro lo schermo, non lo vedete mai. È il regista. E il regista sta davanti a una console dove ci sono 5 o 6 tasti, 5 o 6 telecamere, 5 o 6 monitor, e lui decide volta a volta che cosa voi state guardando in quel momento. Schiaccia quel tasto e voi vedete quell'immagine, non quell'altra immagine. Schiaccia quell'altro tasto e voi che siete seduti a casa vedete cambiare l'immagine e non vi rendete conto perché avviene centinaia di volte al minuto.
Per esempio, a me succede spesso che quando vado ai talk show mi viene bene. Lo sapete perché? Perché spesso il regista è amico mio. È successo una volta che io facevo un dibattito con uno che diceva delle sciocchezze, nel caso specifico è l'attuale ministro dell'informazione Landolfi, è normale che sia così. E mentre lui diceva delle sciocchezze, io ridevo, e siccome il regista era amico mio, inquadrava me. E quindi si sentiva Landolfi che diceva una scemenza, ma si vedeva Chiesa che rideva. Basta un secondo, guardate, basta un secondo. E questo secondo è sufficiente per ammazzare l'interlocutore. Quindi mettetevi insieme tutto. Allora, l'insetto sceglie le persone che vanno sedute nelle poltrone. Poi c'è il regista dietro che decide che cosa deve essere fatto vedere. Poi c'è l'insetto naturalmente che si inchina di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri quando firma l'accordo con gli italiani, eccetera, eccetera. E voi alla fine vi rendete conto che quello che vedete è interamente manipolato, tutto un gioco di immagini in cui voi non siete in grado di controllare niente, milioni di persone guardano, ascoltano, credono di aver ascoltato un dibattito. Mai, non è mai un dibattito, è un vero e proprio concerto. Questo era per una piccola lezione che introduce la terza cosa. La terza cosa è questa. Siamo, come si suol dire, in una brutta situazione, perché coloro che sono i mentitori professionali hanno in mano tutto il sistema della comunicazione, praticamente tutto, salvo qualche piccolo dettaglio su cui spaziamo quando possiamo, io, Gianni Minà, Chierici e pochi altri. Hanno in mano tutto, il problema è che glielo dobbiamo togliere. Il problema politico l'ho detto prima. E voglio darvi un esempio di quello che io credo sia una delle cose, non una sola, non l'unica cosa, una delle cose che possiamo fare, che potete fare anche voi, come genitori, come insegnanti, come sindacalisti, come operai. Insomma, tutti possiamo partecipare. L'Italia, io credo, ha bisogno di una grande riforma intellettuale e morale, come diceva Gramsci. Senza questa riforma noi non risaliremo la china, siamo nel punto più basso, ce lo dicevamo prima, siamo nel punto più basso dell'immoralità pubblica, siamo nel punto più basso dell'ignoranza, della violenza, e tutto questo è il prodotto di 25 anni di televisione berlusconiana. Questo non c'è dubbio. Allora, io vi dico cose che sono state fatte. È possibile farle. È possibile se ci organizziamo. Abbiamo centinaia di amministrazioni pubbliche, amministriamo un sacco di regioni, la maggioranza, moltissime province, abbiamo il potere locale, abbiamo anche dei mezzi, dico tutti noi, se riusciamo a metterli in movimento. Abbiamo migliaia di insegnanti che sono democratici e buoni e bravi. Abbiamo una parte grande dell'Italia di cui voi fate parte, che è ancora in grado di difendersi, che è ancora intellettualmente vigile. Mettiamoci in azione. Io con la mia associazione Megacip abbiamo fatto alcuni esperimenti molto importanti, quelli che io chiamo la alfabetizzazione. E riferisco soprattutto ai bambini, ai giovani, ai bambini delle scuole elementari. Ho imparato dal comune di Aviano. Il comune di Aviano, piccolo comune che allora era amministrato dal centro-sinistra, il sindaco era bravo, intelligente, ha avuto l'intuizione, ha comprato un po' di telecamere digitali e le ha date ai bambini delle scuole elementari. Ha fatto fare un corso di formazione agli insegnanti e da quel momento ad Aviano, non so se continua ancora, ma è continuata per anni, e adesso la stiamo riproducendo in 5 o 6 comuni, Cinisello Balsamo e altri, ha dato queste telecamere in mano ai bambini e agli insegnanti. E in queste scuole dove noi abbiamo fatto la sperimentazione, l'insegnante gli dice al bambino, invece di fare il compito a casa, vai e intervista tuo nonno, vai con la tua telecamera, vai e intervista tuo nonno, il bambino a cui hanno insegnato come funziona la macchina, va a casa e intervista il nonno. E un bambino, anche se è piccolo, anche se ha 7-8 anni, 9, 10, scuole elementari, scuole medie, che cosa impara manovrando la telecamera? Impara che se tu inquadri il nonno da sinistra a destra e se la luce è giusta viene fuori un nonno, ma se lo inquadri male dall'altra parte viene fuori un altro nonno. E se tu chiedi al nonno, nonno raccontami come hai conosciuto la nonna, dimmi come l'hai conosciuta, come ti sei innamorata, perché io ho visto con i miei occhi queste domande, le ho viste registrate, ho visto cosa hanno fatto i bambini. E si accorge che il nonno, mentre racconta la sua immagine, gli
gli viene una lacrima di commozione, e se tu cogli con la tua telecamera quella lacrima di commozione, tu vedrai un nonno straordinario, da amare, e questo vale per il padre, per la madre. E i bambini che passano attraverso queste esperienze e poi tornano a casa con la loro telecamera, a casa, a scuola, e fanno il montaggio, si costruiscono il film, e alla fine di questa esperienza cosa viene fuori? Viene fuori una cosa molto semplice, che hanno imparato una nuova lingua, perché questa è una lingua che bisogna saper leggere. E allora queste esperienze, ve lo dico, sono in corso, adesso le metteremo online, le faremo vedere, faremo i DVD, le facciamo circolare, perché penso, se invece di 100 scuole italiane ce ne fossero 10.000 di scuole che fanno questo esperimento, noi avremo migliaia di bambini che magari imparano a 2 anni a dire che l'aperitivo biondo che fa impazzire il mondo, ma saranno capaci di difendersi dall'insetto e da tutti quelli che gli raccontano le bugie. Questo fa parte di una battaglia politica, vorrei che fosse chiaro, che è questo il discorso. Molti giovani mi chiedono, mi dicono, spesso faccio discussioni come queste, mi dicono: come facciamo a difenderci quando ci raccontano bugie? Come facciamo a scoprire se un giornalista ha scritto la verità? Ci sono delle regole? Sì, ci sono delle regole, ma ce n'è una fondamentale. Bisogna avere il cervello sgombro, bisogna avere la capacità critica, bisogna non fidarsi, bisogna cercare, bisogna leggere, bisogna studiare e leggere di più. Tutte cose che dobbiamo rimparare a fare, se no questo paese andrà in rovina e sarà nelle mani di questi malfattori, che sono i fratelli, i figli, gli zii e gli nipoti di quegli altri malfattori dell'impero che ci vogliono portare in guerra. L'altra cosa che non ci dicono è che le 3 guerre che abbiamo visto sono soltanto il prologo, lo dicevi. Queste 3 guerre sono soltanto il prologo. Una delle bugie più grandi che sta avvenendo in questi giorni, mentre noi stiamo parlando, è che gli Stati Uniti stanno preparando l'attacco contro l'Iran. Ci sono tutti gli elementi per poterlo dimostrare. Io ho già scritto 3 o 4 articoli dettagliati, basati su fonti precisissime, inconfutabili. Gli americani stanno preparando l'attacco contro l'Iran e avverrà non so quando, ma è in preparazione e nessuno ci dice niente. E poi l'altra cosa è vera, è altrettanto vera. La verità è che tutte queste guerre sono esercitazioni militari di media dimensione, perché quello che l'imperatore impostore sta preparando da tempo è la guerra contro la Cina. È vero, è questo il grande problema, e lo si legge sulle cifre. Oggi ho guardato i giornali, il consumo di benzina, di petrolio è salito negli ultimi 3 anni da 73 milioni di barili al giorno a 84 milioni. Gli Stati Uniti da soli se ne procurano e se ne consumano 1/3. Non c'è spazio, cari amici, per 2 Americhe su questo continente, su questo pianeta. Prima o dopo, e questo avverrà molto presto, si deciderà chi ha il potere di amministrare il petrolio che resta, e questo sarà il momento in cui si faranno i conti con la Cina. Questo non ce lo racconta quasi nessuno, ed è questa la verità più profonda. Grazie. Un pensatore molto profondo, anglo-pakistano, Tariq Ali, ogni tanto leggete qualche suo editoriale sul Manifesto, è uno scrittore di gran prestigio, mi ha concesso un'intervista per il libro che vi dicevo prima, e una sua frase mi ha colpito, ve la leggo, proprio per riallacciarmi a Giulietto. È una vera coincidenza geografica e geologica. Arabia Saudita, Iran, Iraq, Emirati Arabi, Indonesia, Brunei, quasi tutte le grandi riserve di petrolio sono musulmane. Se le popolazioni del mondo arabo fossero state buddiste, allora lo scontro di civiltà sarebbe stato con il buddismo. Il
Il motivo che ha portato l'Islam come religione a contrapporsi all'Occidente non è stato il suo messaggio, ma il possesso del petrolio. È questo elemento che l'ha reso importante, mentre il presunto scontro di civiltà è solo un travestimento. Mi piacerebbe leggere questi fondi sui giornali più importanti d'Italia, perché significa parlare chiaro, significa chiamare le cose con loro nome e cognome. Io potrei anche, prima di passare la parola a Maurizio Chierici, leggere un altro pezzo dell'intervista del libro, che invece è con Eduardo Galeano, il grande scrittore e saggista uruguaiano che abbiamo avuto l'onore l'anno scorso di avere qui a Piacenza. La voragine provocata dal bombardamento israeliano di Jenin, che è un campo profughi palestinese, aveva le stesse dimensioni di quella lasciata dall'attentato delle Torri Gemelle di New York. Il bombardamento di Jenin è avvenuto 3 o 4 mesi dopo l'11 settembre 2003, eppure quella voragine nessuno l'ha vista o l'ha voluta vedere. Le torri invece hanno continuato a crollare ogni giorno sotto i nostri occhi dopo quell'11 settembre. La televisione ci ha bombardato con quelle immagini per mesi e mesi incessantemente. Se si fa informazione sul terrorismo, allora allora ci devono parlare anche della voragine provocata dal terrore di Stato, anziché ridurla a un affare che riguarda solo le vittime e i loro familiari. Quando parlo di manipolazione dei media mi riferisco a episodi come questo. I grandi mezzi di comunicazione decidono che cosa l'umanità debba vedere e che cosa si debba tenerle nascosto, e così diventiamo ciechi e sordi alle vere immagini e ai veri suoni. E questa è un'altra delle grandi sfide che abbiamo davanti e che il Forum di Porto Alegre ha affrontato fin dall'inizio. Questo significa parlare chiaro. Noi ci scusiamo se forse avremmo potuto anche farlo prima, siamo arrivati nell'età matura a parlare chiaro, però vi giuriamo che anche quando eravamo più giovani abbiamo tentato, se no non saremmo qui con i capelli grigi a parlare con voi. Maurizio Chierici. Ma prima di tutto devo dire una cosa, devo spiegare cos'è la Jornada, questo giornale dove lavora il nostro amico della CNN che è tornato a casa. È un giornale bellissimo, è un giornale molto intelligente, ricorda la Repubblica prima che diventasse uno snack, cioè, un giornale che propone idee e fa inchieste ed è autoritario, anche ha un vaticanista straordinario, molto importante, perché voi sapete che stranamente a Città del Messico si scontrano l'Opus Dei con Comunione e Liberazione, che è potentissima in Messico. Ed è curiosa questa cosa, perché qui invece sono molto legate, anzi addirittura la Compagnia delle Opere sono abbracciati nella Confindustria dell'incenso. Ecco, invece là no, sono divisi. E lì c'è un giornale che chiarisce tutto, un giornale che veramente io lo leggo tutte le mattine. E quando sono naturalmente lì, avevo cercato anche di abbonarmi, ma costa troppo far venire un giornale qui dal Messico, poi arriva quando le notizie sono superate. A proposito, adesso torno all'informazione. Volevo dire che è vero che i giornalisti sono embedded, è vero che i giornalisti sono tutte le cose che abbiamo detto e che sappiamo, che noi viviamo, però anche i lettori devono svegliarsi. Perché l'informazione è un triangolo dove chi scrive e l'editore ha delle colpe. Il lettore è la chiave che deve reagire sui politici. Se il lettore si distrae, se il lettore fa finta di nulla, oppure dice vabbè questa cosa è molto importante, se ne dimentica, è finita. Quindi il lettore è il fulcro. E devo dire che i messaggi subliminali che diceva prima Giulietto dietro Lippi e quelli come lui, sono messaggi che entrano nell'animo, ma poi escono anche. Perché pensate chi oggi ha 25, 30 anni, 25 anni, 20, 25 anni, che è cresciuto con questi pastoni quotidiani, prima di tutto perché la babysitter non c'era e la babysitter era la televisione, poi perché era piccolo, non poteva uscire e la domenica la passava con la televisione, poi perché la televisione gli piaceva, calcio, i film, eccetera. Eppure questi ragazzi, e qui la grande ammirazione, anche, non mi spiego il mistero, venuto nei momenti topici, nei momenti di grande crisi, quando la società
cominciava a lacerarsi, sono tutti scesi in piazza. Pensiamo a Genova e pensiamo a Roma. Erano tutti ragazzi che hanno rotto la plastica. Non è merito nostro, è una virtù loro, se ne sono impossessati direttamente. E questa è la grande speranza che io ho. Certo, esistono cose che diceva Giulietto di questo esperimento. È bellissimo l'esperimento dei bambini che fanno la televisione a scuola, anche perché la cinepresa, la telecamera, è una macchina della verità. Un primo piano fa subito capire quando uno mente. Infatti guardate che Berlusconi si fa sempre prendere da lontano, proprio perché veramente è una macchina, l'hanno usata anche nei commissariati di polizia. È stato un esperimento americano che poi è stato rigettato proprio perché gli avvocati dicevano che questo lede la personalità, i sentimenti possono essere diversi. È una specie di macchina della verità senza forzature. Però, Giulietto, nel momento in cui 10.000 scuole, 20.000 scuole fanno la televisione, indovina chi la compra? Ecco, i lettori devono meravigliarsi quando le notizie spariscono. La non notizia. Venerdì sera è bruciato un palazzo a Parigi e sono morti 14 bambini. Il primo giorno era bello vedere, le foto da colori nei giornali, le scene in televisione, la disperazione che fa sempre telenovela e molto spettacolo, anche se è vera, ma il giorno dopo non c'era più nulla. C'è voluto un altro palazzo che bruciasse perché tornasse. Perché non c'era più nulla? Ma parliamoci chiaro. Non c'era più nulla perché cosa sono 14 bambini neri che muoiono quando muoiono 6 milioni di bambini del terzo mondo ogni giorno per tante malattie, che poi vuol dire fame, vuol dire malaria, eccetera, eccetera. Cioè un numero molto piccolo. E poi i palazzi dove vivevano quelli ha fatto notizia perché per caso erano nel 13° arrondissement a Parigi. Ma se non fossero stati a Parigi? Io ricordo che nell'84 il Corriere della Sera, ero allora di sede a Hong Kong, mi ha mandato in Bangladesh dove i primi 2 giorni di un maremoto c'erano già 250.000 morti. Sono arrivato con un giorno di ritardo, ho fatto un primo articolo, il secondo giorno mi hanno detto fa poco perché ormai la notizia non interessa più, i morti erano 340.000. Certo, in Bangladesh non c'erano turisti, né italiani né europei, non c'eravamo noi in vacanza. Ecco. E quindi quando c'è il maremoto dove noi siamo in vacanza diventa una tragedia mondiale. Tutti si commuovono, col telefonino pagano l'euro che poi chissà, non oso pensare dove possa finire. Ecco, noi dobbiamo reagire contro questa informazione, ma siete voi che dovete reagire, perché i giornalisti sono quelli che sono. Siamo noi, siamo un'ultima pattuglia di dinosauri, ma poi gli altri ormai sono abituati, anche per ragioni tecniche, a sfuggire la curiosità, sono abituati a usare la comodità del computer, che è incredibile, si può far tutto. Se guardate nei giornali vi sono firme che un giorno sono in Bangladesh e il giorno dopo la Terra del Fuoco e non si sono mai mossi di redazione e firmano articoli completamente diversi. Può succedere che uno sia chiamato a commentare un articolo in redazione, ma se è in mano e conosce bene la realtà. I giornalisti della nostra generazione, un po' tutti, voi li avete visti come sono, stanno tutti convertendosi a Dio, tutti. C'è una grande disputa adesso se il vicepapa è Giuliano Ferrara oppure Antonio, come si chiama, quello che fa i miracoli a Excalibur, come si chiama? Antonio Sodi. Ecco, tutti e due sono candidati a essere vicepapi e tutti gli altri di conseguenza, da sinistra a destra, si stanno convertendo. Un po' l'età perché voi sapete, insomma, non capisco. Anche a sinistra? Sì, anche a sinistra, non ho nessuna. Ma e quindi questa idea della conversione non viene da una disperazione esistenziale, perché le grandi conversioni stanno avvenendo soprattutto a destra, è perché visto il disfacimento delle bugie che dicevano, visto che si sta squagliando tutto e non c'è un futuro, l'unica è ad aggrapparsi al Papa. E purtroppo hanno avuto anche il Papa che meritano loro e purtroppo non meritiamo noi. Concludo con un'altra notizia
Voi sapete qualcosa dei 5 cubani condannati negli Stati Uniti? Alzi la mano uno che lo sa, dai. Già, sono 7-8, meno male. Dunque, negli anni 90 il governo cubano decide di infiltrare 5 agenti dell'intelligence negli Stati Uniti perché, anche se voi non lo sapete, gli Stati Uniti sostengono attentati terroristici a Cuba organizzati in Florida che hanno causato nel corso degli ultimi 30 anni 3.000 morti, più di 3.000 morti. Cioè Cuba ha avuto il suo 11 settembre, anche se diluito nel tempo. Ma sono meticci però. Sono meticci, quindi non contano. Questi agenti dell'intelligence che hanno rinunciato alla propria famiglia, ai propri affetti, perché dovevano ricostruire una vita facendo finta di vivere con un'altra realtà nella società nordamericana, hanno raccolto un dossier imbarazzante, inquietante, e siccome in quel momento c'era una diplomazia sotterranea fra il governo di Cuba e Clinton, che aveva incontrato anche lo scrittore Gabriel García Márquez e che è il suo scrittore preferito, Clinton è uno che legge libri al contrario di Bush, allora questo dossier, i cubani che sono così diffidenti, lo hanno mandato all'FBI e alla CIA. Invece di arrestare tutti i terroristi che in Florida organizzano questi attentati, che si chiamano Roby Frometa, Basulto, come si chiama? Orlando Bosch, Luis Posada Carriles, di ognuno vi potrei raccontare la storia. Posada Carriles è un Bin Laden meraviglioso proprio. Invece di arrestare questi signori smascherati, hanno arrestato i 5 agenti cubani per spionaggio. Li hanno tenuti in galera 3 anni senza processo, li hanno tenuti in isolamento, anche nel hueco, il buco è hueco è in spagnolo, cioè la cella 2x2 dove stai solo in braghette e maglietta, hai sempre la luce accesa, sempre in nome dei diritti umani e della libertà, finché una campagna di 80 deputati laburisti e del premio Nobel della letteratura Nadine Gordimer ha fatto in modo che potessero uscire dall'UECO e vivere in una cella normale. Poi hanno fatto intanto era andato via Clinton, sotto Bush hanno fatto il processo a Miami. Ora, se c'era un posto dove questo processo non si poteva fare, esistendo i duri nemici della rivoluzione da 40 anni, per legittima suspicione il processo a Miami non si poteva fare. Invece è stato fatto. E questi agenti cubani sono stati condannati a pene tombali. 3 su 5 hanno 2 ergastoli per spionaggio, anche se durante il dibattimento tutto era stato ribaltato, proprio perché è venuto fuori che le notizie raccolte dai 5 agenti erano già state pubblicate in documenti ufficiali dello Stato, in riviste di giustizia universitaria, in grandi reportage sui giornali americani. Insomma, tutto quello che avevano raccolto era qualcosa che esisteva ed era già noto. Le condanne erano pesanti, spaventose, ma ha preso la difesa di uno dei 5 l'avvocato Weinglass, un grande difensore dei diritti civili che si era occupato di Mumia, di Angela Davis, cioè dei grandi ribelli della società americana, aveva condotto processi fondamentali. Morale, c'era un tribunale d'appello che per fortuna non era in Florida, era Atlanta, che ha giurisdizione sulla Florida. Il giudizio di Miami è stato reputato inaccettabile moralmente e giuridicamente dal punto di vista della legge. Il Tribunale di Atlanta ha rigettato
il processo e quindi dovrebbero liberare i 5 cubani in attesa eventualmente di fargli un altro processo. Invece non li hanno liberati, però è una grande conquista dal punto di vista dei diritti che sia stato reputato un obbrobrio e un aborto il processo di Miami. Ora, questa storia è anche tremenda per l'informazione che ne ha dato notizia in 7 righe, 8 righe, perché è la prova che c'è il terrorismo organizzato dagli Stati Uniti contro altri paesi, messo in atto con le vittime. Cioè questo Luis Posada Carriles nel 1976 ha fatto saltare in aria un aereo passeggeri della Cubana de Aviación con la nazionale di scherma insieme al suo amico Orlando Bosch. Poi sono scappati in Venezuela e siccome allora c'erano la democrazia in Venezuela dei vari Calderas e Carlos Andrés Pérez, che guida la rivolta contro Chavez, l'attuale presidente del Venezuela, da Miami, Carlos Andrés Pérez, questo campione di democrazia e di correttezza, li hanno fatti scappare dalla prigione, ovviamente. Carriles è stato l'organizzatore dell'assassinio dell'ex ministro degli esteri cileno che era riparato a Washington, Letelier, ed è stato assassinato lui con la sua segretaria. Posada Carriles è quello che ha organizzato anche gli attentati del 99 nei posti turistici di Cuba per annientare il turismo cubano, ed è morto l'italiano Fabio Di Celmo all'Hotel Copacabana. Se l'Italia fosse un paese con una dignità chiederebbe l'estradizione di Posada Carriles perché è il mandante di quegli attentati e di quegli assassini. Non credo che Castelli lo farà, ma qualcuno glielo sta per chiedere pubblicamente con un'azione giudiziaria. Ci mandiamo Previti. Ora io voglio dire, la platea che sta qui sapeva che gli Stati Uniti sono conniventi col terrorismo e organizzano attentati terroristici in altri paesi? Come fai a credere allora a un paese che dice di combattere il terrorismo e che ospita questi personaggi nella sua società? Perché Posada Carriles finalmente l'avevano arrestato qualche anno fa a Panama perché continua a organizzare attentati e ne aveva tentato uno al summit dei capi di Stato latinoamericani a Panama, voleva far fuori Fidel Castro, che sono metodi molto democratici per affrontare la politica, quello di mettere bombe e far saltare in aria i capi di Stato che ci piacciono o non ci piacciono. Fu arrestato a Panama e condannato a 8 anni. 2 giorni prima di lasciare l'incarico di presidente, la signora Moscoso, che ora ha lasciato l'incarico a Torricos, che è il figlio del generale Torricos, cosa ha fatto la signora Moscoso? Ha liberato Posada Carriles e i suoi 2 complici, l'ha messi su un aereo e l'ha mandati in Florida. Adesso Posada Carriles sta in Florida e Bush sta in gravi difficoltà, perché se dà asilo politico a un terrorista con questo pedigree, come potrà mai più convincere che lui combatte il terrorismo? Allora com'è il terrorismo? Se sono amici miei non sono terroristi, se non sono convenienti a me sono terroristi. Questo la stampa avrebbe dovuto sottolinearlo per farvi capire che esistono queste cose nel mondo. Se non lo fanno sono conniventi delle peggiori cose che succedono nel mondo. E chiudiamo questa serata con una perla. L'improbabile ministro italiano della giustizia Roberto Castelli, a una conferenza di giovani avvocati a Bologna, ha affermato proprio nei giorni drammatici del caso Calipari: Giuliana Sgrena ha creato enormi problemi al governo e ha creato anche dei lutti che forse era meglio evitare. Insomma, secondo questo inadeguato ministro del governo di centrodestra di Berlusconi, il mestiere di giornalista proprio non lo devi più fare, specie se è poco conveniente agli interessi della nazione o della coalizione che lui ha deciso essere depositaria della verità. Noi vi ringraziamo di averci ascoltato
per quasi 2 ore. Il figliuol prodigo vuole concludere lui con una cosa minima. Certo, perché Maurizio ha fatto una domanda a Giulietto, che Giulietto poi non ha risposto. Se 10.000 bambini hanno la telecamera, chi farà l'affare lì, no? Questo mi fa riprendere una vecchia idea che voglio proporre qui. Penso che la società di oggi, la democrazia di oggi, ha bisogno di fare la riforma elettronica, così come all'inizio del Novecento è stata fatta la riforma agraria, no? La terra era così divisa sui poveri e come una maniera come si dice, di compartirla, di redistribuire la ricchezza, no? Sì, nella società di questo secolo, quei bambini di cui ha parlato Giulietto imparano questo nuovo linguaggio, perché questo nuovo linguaggio bisogna non solo imparare a leggerlo, ma anche a scriverne, no? Che quello è una cosa più difficile e ci porta indietro verso il Medioevo, no? Quando qualcuno sapeva leggere ma cosa nessuno scriveva, no? Una cosa così. Voglio dire questo, nell'agenda mondiale dobbiamo inserire la domanda della riforma elettronica per ripartire la TV, no? Ogni gruppo sociale deve avere il suo show, no? Di 20, di 30 minuti al giorno, e sono tanti canali, sono tante cose che sarà spazio, sarà terra elettronica per tutti, no? È quello, grazie. Ripartire l'informazione come è stata ripartita la terra. Certo. Grazie a tutti voi.